Commercio di materiale contraffatto, mazzette grandi e piccole, infiltrazioni mafiose, evasione fiscale. L'illegalità per l'Italia è un mostro antico, camaleontico, che diventa ancora più aggressivo nei periodi di crisi economica e che oggi minaccia da vicino anche le aziende venete, in forme e maniere spesso diverse da quelle conosciute anche solo fino a 20-30 anni fa. Combattere questa piaga è possibile, ma comporta sforzi sinergici da parte di più realtà. Proprio per ragionare sugli strumenti da mettere in campo in questa battaglia è stato organizzato a Vigonza, alle porte di Padova, un convegno dal titolo Illegalità, io la rifiuto. L'iniziativa, promossa dalla Multi-Utility ETRA in collaborazione con Confservizi Veneto, l'Associazione Libera e Union Camere Veneto, ha rappresentato anche il primo passo di un nuovo percorso verso la definizione di un protocollo di legalità e responsabilità sociale tra gli enti, le istituzioni e le aziende che operano nella Regione Veneto. La legalità non è proprietà di qualcuno, ma è una proprietà di tutti. La legalità è un bene che genera poi ricchezza per il territorio. Quindi il mondo delle imprese pubbliche e il mondo delle imprese private a fianco per combattere la battaglia contro l'illegalità sotto il controllo, la collaborazione e anche la guida di che cosa? Di un contenitore come Libera. Libera non è una cosa sola. Libera sono più di 160 associazioni che combattono quotidianamente la loro battaglia. Ecco, noi chiediamo proprio di poter collaborare, redigendo e definendo protocolli e regole certe, regole chiare, rispetto alle quali ciascuno debba metterci la propria faccia, la propria azione, la propria quotidianità, e chi non le rispetta deve essere allontanato. Il progetto di adozione di questo particolare protocollo d'intesa è sostenuto dalle Multi-Utility, Acegas APS, Acque Vicentine, AIM, AVA, Conatarina, Ecoambiente, ETRA e Veritas, aziende di dimensioni diverse ma ugualmente consapevoli del fatto che sacche di illegalità si possono annidare ovunque e che per combattere l'illegalità non esiste una regola unica, ma una molteplicità di buone prassi che quotidianamente devono essere praticate da tutti i lavoratori di un'azienda, dai vertici alle maestranze. Noi siamo costantemente a rischio da questo punto di vista. Lei consideri che la nostra società, che è una società di una dimensione rilevante, gestisce ogni anno appalti e forniture per un valore che supera i 200 milioni di euro. Quindi è chiaro che un'attenzione rispetto a questo volume di affari è altissima, quindi noi siamo costantemente a rischio da questo punto di vista. Quindi noi dove lavoriamo? Lavoriamo nella prevenzione, lavoriamo nella responsabilizzazione di tutto il personale, dal management, ma non solo il management, tutto il personale, i 1950 lavoratori del gruppo sono tutti coinvolti in una condivisione di una carta dei valori, di principi etici e soprattutto della conoscenza delle norme. Noi stiamo cercando di fare in modo che tutti conoscano le norme, perché conoscendo le norme si è in grado di fare prevenzione rispetto ai comportamenti. Alcuni strumenti di controllo interno possono risultare estremamente efficaci. Dall'azienda più grande, come può essere ETRA, APS, Acegas, ERA, alle aziende più piccole, tutte le aziende pubbliche ma anche le aziende private sono dotate di modelli di comportamento, di codici etici, di modelli ai sensi della 231 che permettono un preciso monitoraggio. Le attività di auditing sono quotidiane e sono intense, proprio perché dobbiamo sentirci garantiti nel nostro fare. Noi utilizziamo soldi pubblici, i privati utilizzano i propri soldi, ma in ogni caso la destinazione deve essere data è quella di un percorso chiaro e trasparente. Quindi il controllo serve anche per questo. Non dobbiamo avere paura di essere controllati, anzi dobbiamo avere controlli intelligenti, non i controlli che uccidono le imprese, ma i controlli sani che le fanno vivere. Noi siamo dotati di strumenti in questo senso che vanno dalla meccanismi di organizzazione aziendale chiara, ma anche i sistemi di certificazione della qualità, della sicurezza e dell'ambiente, che sono elementi che permettono di evitare comportamenti casuali e riconducono la prassi di ognuno dei lavoratori verso delle regole precise. Possono sembrare degli appesantimenti, ma invece sono i veri fattori abilitanti del successo. Per fermare il dilagare dell'illegalità, le aziende pubbliche e private affermano di avere bisogno di trasparenza e di poter accedere al credito in via più semplice di quanto sta accadendo in questo ultimo periodo. La trasparenza è fondamentale perché attraverso la trasparenza si supera l'illegalità. La questione più complicata per le aziende oggi è il credito e quindi nel momento in cui c'è poco fatturato o problematiche nel riscuotere i crediti, la mancanza di liquidità per le aziende è la fine. Alcune aziende hanno difficoltà a accedere al credito in banca e di conseguenza alcune aziende finiscono nelle maglie della criminalità organizzata. Questo comporta una serie di problematiche infinite
e quindi tutti gli strumenti che possiamo mettere in atto come Camere di Commercio lo stiamo facendo. Protocolli d'intesa con le prefetture, protocolli d'intesa con i comuni, una piattaforma se possibile omogenea per tutti, dove attraverso questa piattaforma si crea la trasparenza, attraverso la trasparenza si risolve il problema.